Ciao a tutti. La Costituzione, la Repubblica, siamo in vista del 2 giugno, le elezioni per il Parlamento dell'Europa, le elezioni per i comuni, la libertà di stampa. Preparandoci appunto alla festività civile del 2 giugno e poi all'appuntamento elettorale dell'8 e 9 per le elezioni europee, per il Parlamento europeo e per diversi consigli comunali e sindaci, mi è venuto in mente fa una qualche riflessione, come ho fatto altre volte, un po' sotto il richiamo a Shul Carrera che abbiamo detto altre volte, no? Che prima di guardare qualche gente delle lucidate a tirare fuori il so, quindi nessuno è perfetto, però facciamo delle osservazioni. E la serie è il momento della ragione, cioè il momento in cui bisogna mettere in campo la ragione. Parto dal tema della libertà di stampa, che con tutta la libertà di espressione è richiamato dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, che come sappiamo nacque dal lavoro dell'Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, libertà di stampa che, ahimè, è poco tutelata in parecchi paesi del mondo. Recentemente ho visto il sito Reporter Sans Frontières, se vi capitasse di vederlo è interessante, ogni anno pubblica una classifica, c'è proprio la cartina con dei colori che indicano dove la libertà di stampa è più o meno garantita, e a parte che purtroppo, facendo una somma molto così a spanne degli abitanti, circa la metà della popolazione mondiale vive in paesi dove questa libertà è poco tutelata. E invece vorrei fare anche i complimenti alla trasmissione Report, che mi vedi da tanti anni, prima che era la Milena Gabanelli e adesso che è Sigfrido Ranucci, con tutti i suoi collaboratori, con tutti gli altri giornalisti che ci lavorano. Aveva già fatto delle puntate in inverno, ne ha fatte altre nelle domeniche scorse, adesso è la domenica sera in prima serata, e veramente la ritengo una trasmissione molto bella, molto importante, che ti fa girare anche un po' i scatoli quando vedi certi robe, perché va a fare indagini giornalistiche su quello che va e quello che non va, soprattutto su come vengono spesi i soldi dei contribuenti italiani. Io ti do puntate che in sta fa domenica passata e domenica l'altra. Domenica scorsa un'inchiesta sulle agenzie che compiono i sondaggi, e poi con delle indagini su quello che è stato il famoso, purtroppo il tragico episodio di Ustica, e domenica l'altra sulle Olimpiadi di Milano Cortina, su cui io avrei da fare delle grosse ironie, le ho fatte fin da quando le hanno annunciate, ma veramente vi invito a rivedere sul sito. E la cosa bella e interessante di questa trasmissione, chiaro non lo scopro io perché tutti quelli che la conoscono sanno come è fatta, giornalisticamente è fatta bene, perché va a scovare cose che si sanno poco e va a intervistare le persone che sono critiche su una cosa e quelle che magari le difendono. E ci sono anche alcune persone, anche esponenti politici, che non vogliono parlare, no, con voi non parlo più, eccetera, perché che dà fastidi. Niente, io vi invito solo appunto a vederlo. E io dico, grazie al cielo abbiamo questa libertà di stampa, abbiamo la possibilità di vedere questi servizi, e grazie a giornalisti come questi che possiamo dire che difendiamo questa prerogativa. Vi faccio presente che nella famosa classifica di cui dicevo prima, l'Italia è scivolata di 5 posti rispetto all'anno scorso. Se andate a vedere il sito scoprite in che posizione siamo.
Certo, non siamo molto indietro, ma non siamo neanche tanto avanti e quindi la cosa non è che ci fa un grandissimo onore o comunque ci deve fare riflettere, ci deve fare appunto riflettere tanto, anche se con questo non si deve dimenticare il lavoro che quotidianamente tutti gli operatori dell'informazione fanno e quindi anche qui grazie naturalmente a tutti i colleghi giornalisti, fotoreporter, eccetera, tutti quelli che informano in modo corretto, serio e completo il pubblico. Con questo vi auguri una buona notte e una buona giornata per domani e se vedo fra poco perché continuo appunto a tornare un po' sui temi qui. Ciao a tutti!